Federico Soriani, e poi mi sembra di vedere Loris Brandolese, anche lui del gruppo Sarcus. Attenzione alla bici. Tra poco si prenderà la strada arginale che naturalmente domina il grande fiume. Questa manifestazione infatti prende proprio il nome di Snarotatò, ricordando credo il triste evento dell'alluvione del 1950-51. Ed è sempre questo il terzetto che sta comandando la gara, anche se, come ho ricordato prima, questo terzetto fa parte alla gara breve e non fa quindi storia per quanto riguarda la mezza maratona. Si sente bene da fuori? Troppo alto, troppo basso? Com'è Fabio? Si sente bene? Ok, non disturba, quindi va bene. Eccoci alla prima salita, ce ne sarà un'altra nel secondo giro. E fra poco già dall'alto i primi atleti potranno vedere ciò che accade da basso. Federico Soriani e poi Enrico Sottili, tutti nascosti i protagonisti della gara. Ricordo che oltre al Massimo Tokyo, secondo l'anno scorso, non c'è quest'anno Tofik El Barrumi, probabilmente impegnato in altre gare, forse FIDA. Ricordo che il gruppo Sarcus è iscritto al FIDA, quest'anno è centrato alla finale nazionale. Guardate là Raffaella a sinistra, guarda che bella inquadratura, non ce la fai però, ovviamente. È molto bella questa inquadratura invece con il serpentone colorato che si snoda lungo la salita che sale l'argine, che sarà teatro della maggior parte del percorso. Il bivio, la deviazione fra quanti chilometri, Mosè? 1 chilometro? 1,5 chilometri, ci sarà il bivio. Ed eccoci sul gruppone con il Petrolotto 158 Giacomassi Massimo Industria Rovigo. Sta andando il gruppetto, dietro c'è Federico Soriani che però non parteciperà alla mezza maratona, e poi dietro l'848 Michele Bedin, che è sicuramente uno dei favoriti per le prime 3 posizioni. Poi Riccardo Ceccato con l'800 tondo tondo, anche Emiliano Marchetti è iscritto alla mezza maratona, sarà anche lui uno dei protagonisti. Non ho ancora visto Massimo, che era dato, sì, eccolo là, dietro Massimo Tocchio, inconfondibile la sua corsa. Massimo Tocchio è il vincitutto, è colui che ha vinto la maggior parte, anzi sicuramente tutte le manifestazioni svolte in provincia e non solo. Poi più tardi avremo molto tempo per parlare, vi darò anche il curriculum di questo atleta. Mario Brusco al telefono. Dimmi Mario. Sì, sono appena partiti e abbiamo Michele Bedin che sta conducendo la corsa, ma Massimo Tocchio è naturalmente sornione dietro, sa che può risalire quando vuole. Mi senti bene, anche se parlo al microfono? Benissimo. Non sappiamo niente della gara femminile perché fin quando... No, ci fermeremo fra poco quando ci sarà il bivio e ti daremo anche... Sì, o io o tu, vediamo, c'è Michele Bedin come ti ho detto, poi c'è il numero 858, Giacobassi, che è atleta veneto, ed esattamente Giacobassi Massimo Industria Rovigo. Questi dietro naturalmente sono tutti gli altri, c'è un bel gruppone. Ok, grazie a te. Stiamo tenendo in contatto con, tra virgolette, la sede centrale, cioè il punto d'arrivo, partenza-arrivo. La fila comincia ad allungarsi. In testa alla corsa sono 2 atleti che comunque non fanno parte alla
alla mezza maratona sono Luca Favaro, completo rosso, anche se non li state vedendo perché siamo ancora dietro di loro. Risaliremo, ecco qua, dopo poco più di 2 chilometri. Arrivo anche la tabella. Fabio. Per loro la gara sarà molto breve, per Luca Favaro e per Fabio Finotello, Beta Salcus. La fila naturalmente si allunga e cominciano i momenti magari in cui ci si studia, in cui si cerca di impostare la corsa al meglio, questo ovviamente per gli atleti della gara lunga, 21 km e 0,97 metri. Ok, grazie, ciao, ciao. Saranno 9 minuti, tu aggiungi 9 minuti a questo qua. Lo tengo qua? Sì. Ora, vuol dire, ho visto che c'è Luca, i due allievi, Luca Pazzi e Andreoso Filippo che si giocano. Sono già scesi? No. Ci sarà anche la gara allievi inserita nella gara breve da 6 km e mezzo e abbiamo sicuramente Luca Pazzi e Filippo Andreose che saranno loro a darsi battaglia per le prime posizioni e sono atleti che possono far vedere buone cose anche in gare naturalmente più lunghe. Penso che sia John Biden? No, 79 è Benassi Massimiliano. Massimiliano. 798, vedo bene per quello con la maglia grigia. Dietro Bellini, 738, no 739. Non riesco a vedere. 739. Si vede anche Rudy Magagnoli, completo nero, Emanuele Ghirardini, anche loro gara breve e possiamo già sicuramente affermare che riusciranno a prendere i due battistrada, anzi uno solamente, Luca Favaro, perché naturalmente ha dovuto cedere Fabio Finotello, si è fatto vedere, giustamente, atleta di casa, ma si comincia a tirare veramente. Tra poco ci sarà il video, gli atleti della camminata gireranno a destra, la camminata anche se competitiva ovviamente, invece la mezza maratona proseguirà. Noi ci fermeremo per riprendere un po' tutti, ecco qua siamo sull'atleta che comanda la gara breve ed è Luca Favaro, atleta veneto, credo sia Sindustria Rovigo o Padova. Ed eccolo qua il bivio. Ciao Settimo, grande Settimo. Sì, saluto Settimo, contatti. Settimo contatti dell'organizzazione. Eccolo qua Rudy Magagnoli, Emanuele Ghirardini lanciati all'inseguimento e qui si prosegue. E abbiamo Marco 8,58, 8,48 e l'800. Vado, andiamo. Mio marito aspetta poi dopo. Sono transitati in un bel gruppone già al passaggio